Oh Gianluigi, mi chiami i ragazzi, un gruppo Sì. di ragazzi, e mi fate i rilievi di tutto il perimetro, così poi quando dobbiamo fare le foto abbiamo tutte le misure, Ok. che poi per le pubblicazioni così mi servono, le cataloghiamo. Mm. Mi chiami tipo 3 studenti e vi fate tutto quanto 3 il percorso. bastano? Sì, sì, 3 bastano, secondo me è Mm. giusto. Poi anche dietro, nella parte dove c'è, nella parte di dietro degli scavi, anche lì le misurazioni, così quando dobbiamo fare i rilievi sono perfette, va bene? Ok, ma quindi ti serve una planimetria completa? Sì, aspetta che la scriviamo il telefono. Si può fare, sì. Ehi! Ciao, ciao Ciao, Salvatore, sono Anna. Ciao Anna, come stai? Io bene, tu? Bene, bene. Che combini? Senti, ti chiamavo perché ho una buona notizia che la televisione tedesca mi ha dato l'ok per il documentario in Barbagia. Alla grande, sono contento, bene. Quindi vieni. Sì, ma ti devo chiedere se mi puoi accompagnare a fare un po' di sopralluoghi se hai tempo. Certo, molto volentieri, anzi. Io ho l'aereo domani. Domani. Posso venire solo 3 giorni. Va bene. Tu mi accompagni? Sì, allora tu arrivi domani, visto che hai 3 giorni, Sì? secondo me hai poco tempo, ti condenso un po' di immagini, di cose, andiamo a farci un giro dei luoghi più importanti. Sì. In questi 3 giorni ti faccio vedere le cose che riusciamo a fare il più possibile, va bene? Perfetto. Allora facciamo una cosa, siccome il volo alle 9, ci vediamo in piazza Satta a Nuoro, se per te va bene. Quando arrivi mi fai uno squillo e io ti raggiungo, va bene? Quindi da Olbia prendo un pullman? Da Olbia prendi il pullman, arrivi a Nuoro, io ti aspetto in piazza, va bene? Va bene. Dai, sono contento di vederti, A domani. Ciao bella. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, viene una mia amica, Ti ricordi che avevo parlato dell'amica della Germania Dai. che doveva fare il documentario, ci fa tutti questi Bene. luoghi qua, anzi se mi dà una mano ci facciamo un po' Certo, di non ti percorsi, preoccupare. ci studiamo un bel percorso. Va benissimo. Allora senti, adesso ci facciamo, guarda ti faccio vedere, da dietro, dagli scavi dalla parte frontale, gli facciamo le misurazioni e poi andiamo sull'altro lato. Anna! Ciao bella, come stai? Bene. Ah, Sei in ritardo però. Sei in ritardo però, lo so. Però dai, ho dovuto fare un sacco di cose, ma ti ho lasciato in una piazza meravigliosa, Piazza Satta, bellissima. Qui Costantino Nivola, che è l'autore di questa meraviglia qui, un creatore delle cose più belle in Sardegna, ha dedicato proprio al poeta questa piazza e l'ha inserito, lo vedi? Chi è Inserito. il Questo qui è proprio poeta? Sebastiano Satta, inserito nella natura, queste rocce scolpite dal vento e dalle intemperie, è il poeta che riesce attraverso i suoi occhi a dare un senso alla natura con la sua arte. Come ti pare? Ma Bellissimo. questo può essere un buon inizio per il film, Sì? perché sì, non volevo raccontare la Sardegna in maniera didascalica come cartolina. No, ma certo. Volevo, mi interessava il conflitto tra la natura aspra e violenta e la ricerca dell'intimità, della Certo, cultura. e io l'avevo capito, infatti ti ho preparato tutto un percorso perfetto, ci facciamo un bel giro, ci visitiamo tutta la Barbagia, la prima cosa che andiamo a vedere, perché abbiamo tempi strettissimi, su Tempiesu, come ti sembra? Meraviglia, andiamo, dai. Allora, vedi, questa è la strada che ci porta da Nuoro a Sudempiesu. Il territorio di Orune è bellissimo, proprio il cuore della Barbagia nuorese. Ma Orune è quel posto lì? Orune, brava, lo vedi che è lì arroccato. Vuoi fare delle riprese là? Sì, sì, io Che sto bellissimo. già facendo. Vai, vai. Questa zona è molto bella perché va dalla costa orientale fino alla zona montuosa del Sopramonte, un'area enorme, guarda che paesaggi bellissimi. La zona più selvaggia e disabitata dell'isola, quella vera, no? La Barbagia è proprio il cuore della Sardegna, ci sono dei siti archeologici pazzeschi, li vedremo, e musei bellissimi. Da cosa viene il nome Barbagia? Barbagia deriva da Barbaria, proprio perché è stata una zona che ha resistito a lungo alla colonizzazione romana della Sardegna. È una zona bellissima e proprio qui, fra montagne e pianure, la vita è proprio legata alle tradizioni che sono quelle più importanti nostre, no? Tradizioni antiche, agricole, pastorali, ci sono produzioni tipiche fenomenali, il pane, il formaggio. Ah, mi fai assaggiare. Sì, il vino ti faccio assaggiare, buonissimo. Guarda, per ti conquistare l'artigianato che poi ha raggiunto dei livelli veramente meravigliosi, con creazioni meravigliose. Sono proprio bene. il patrimonio artistico nostro, culturale, proprio per tutta l'isola.